Inizia oggi la raccolta differenziata presso il comune di Oppolo Giancazio, un'iniziativa che la stessa amministrazione sta lanciando in collaborazione con gli alunni dell'Istituto Comprensivo Manzoni di Raffadali, sede staccata appunto di Oppolo Giancazio. Ne parliamo con l'assessore Carruba e con i ragazzi. Quello di promuovere la raccolta differenziata su tutto il territorio, proprio perché sosteniamo così l'ambiente portando meno rifiuti in discarica e favorendo il riciclo dei prodotti, e poi soprattutto perché aiuta anche a pagare meno costi da parte dei cittadini. Sappiamo bene che il costo del servizio della raccolta dei rifiuti è a totale carico dei cittadini. Più differenziamo, più riusciamo a risparmiare. Attraverso la scuola, quindi attraverso i più giovani, riusciamo a inculcare, a diffondere questa cultura della differenziata, della tutela dell'ambiente, perché saranno loro, le nuove generazioni, proprio a crescere in questa nuova politica ecologica e tutela del territorio. L'iniziativa è fatta in collaborazione con la scuola, il professore Vella Educato ha indirizzato i ragazzi per tale iniziativa che vedrà anche incontrare i ragazzi e spiegare alla gente cos'è la differenziata. Sì, appunto è uno dei compiti della scuola, quello di educare alla cittadinanza attiva, quindi noi già dall'inizio dell'anno che abbiamo con i vari colleghi, specialmente i colleghi delle discipline tecnologiche e scientifiche, che si è parlato lungamente del valore della raccolta differenziata, quindi della difesa dell'ambiente. E devo dire che i ragazzi sono stati molto ricettivi, c'è stata anche la collaborazione delle famiglie e i ragazzi veramente sono entusiasti, e ho visto anche i ragazzi che spiegavano, cosa molto bella, agli anziani il valore della differenziata e come si fa la differenziata. Abbiamo qui tra gli studenti della scuola anche il baby sindaco di Oppolo che ci parlerà di questa iniziativa, di quanto è importante. Voi oggi avete spiegato ai tanti abitanti di Oppolo cosa vuol dire la differenziata e ne avete anche parlato in classe. Allora, la scuola ha tanto parlato della raccolta differenziata e ho capito che è una bellissima esperienza, è una bellissima iniziativa per il rispetto dell'ambiente e per evitare l'inquinamento. E quindi come giovane invito i miei compagni a sensibilizzare la propria famiglia alla partecipazione della raccolta differenziata. Abbiamo anche l'assessore, per finire, l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Oppolo, che anche lei ha collaborato e ha dato il via all'iniziativa, collaborando appunto anche con gli studenti. Sì, siamo contenti anche noi per la grande partecipazione che hanno avuto i ragazzi per questa campagna della raccolta differenziata, molto entusiasti, molto collaborativi, e loro una seconda cellula della famiglia, e la scuola comporta tanta formazione. Grazie ai collaboratori e agli insegnanti e a tutto il gruppo docente che si sono impegnati insieme al nostro supporto di educare questi ragazzi soprattutto per il risparmio, ma anche per la tutela dell'ambiente, della salvaguardia della natura e per vivere in un futuro migliore.